La guerra e relativa crisi delle materie prime ha rischiato di far sparire le colombe dagli scaffali. Ne sanno qualcosa a Castelfranco, dove da oltre mezzo secolo sfornano uno dei simboli del pranzo pasquale. Sorride infatti Luca Fraccaro perché anche quest'anno, nonostante le difficoltà, le commesse sono state onorate. Adesso ormai fra poco saremo al clou, arriverà Pasqua, quindi direi bene. Quello che ovviamente invece non va bene è il discorso del reperimento e costi materie prime e prodotti di imballaggio, perché ovviamente quelli, come sappiamo tutti, stiamo vivendo un grosso problema. Cos'è che manca di più? Il cartone sicuramente è uno di quei prodotti che si fa fatica a reperire, il cartone. Poi l'olio di girasole è un altro di quegli ingredienti che ovviamente questo sarà duro averlo, perché sappiamo che il maggior produttore purtroppo adesso sta subendo la guerra, per cui è un problema grande. Per poi andare avanti con altre tipologie di ingredienti anche se si fa fatica, per non contare ovviamente il discorso dei prezzi, perché sono aumentati, siamo arrivati ad avere anche 300% di aumento su alcune materie prime. Percorso in salita quindi per riuscire a sfornare i prodotti cercando di mantenere i prezzi, considerando l'inevitabile diminuzione di potere d'acquisto delle famiglie e però anche le inevitabili speculazioni. Non dimentichiamoci che in questi momenti qua, purtroppo, ahimè, il mercato gode anche di speculazioni, quindi magari sono degli aumenti imposti ma che non sono tanto reali. E se da una parte Luca Fraccaro ha tirato un sospiro di sollievo per la produzione pasquale, dall'altra è già preoccupato per i prossimi mesi. Adesso vedremo, perché è passata Pasqua, lì vedremo la verità, perché è passata Pasqua ovviamente si vivrà col discorso del prodotto continuativo e lì sarà da capire effettivamente come sarà il mercato. Insomma, in una battuta, nonostante la guerra, la colomba della pace c'è quest'anno. Sì, per noi c'è la colomba della pace e speriamo che magari, non lo so, che qualcosa di buono possa portare, ecco, almeno qualcosa di buono, di dolce.